Due donne raccontano alla polizia di un traffico e spaccio di droga tra Agrigento, Canicattì e Favara in cui sono coinvolte 15 le misure cautelari eseguite dagli agenti. Nessun nuovo caso in provincia di Agrigento, negativi i familiari della donna positiva tornata a Raffadali, in Sicilia solo 4 nuovi contagi. Depositato all'ARS disegno di legge che darebbe pieni poteri al governatore della Sicilia in casi di emergenza. Lavori a lungomare di San Leone, all'Italcementi di Porto Empedocle sul ponte Petrusa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura l'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Agrigento nel capoluogo a Favara e a Canicattì, 15 le misure cautelari, 32 gli indagati. Le indagini partono dalle dichiarazioni rese alla polizia da 2 donne coinvolte nelle operazioni di spaccio. Vediamo. Le rivelazioni di 2 donne finite sotto inchiesta hanno permesso di sgominare un vasto traffico di droga fra Agrigento, Favara e Canicattì, che ha portato questa mattina, su provvedimento del GIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, all'esecuzione da parte degli agenti della squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, di 15 misure cautelari. 9 gli arresti ai domiciliari, 4 obblighi di dimora, un divieto di soggiorno nel comune di Agrigento, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono ben 72 gli episodi di spaccio contestati e 21 le persone indagate. Le attività investigative sono partite da 2 giovani donne che hanno disvelato una fitta rete di spaccio di stupefacenti di hashish, marijuana e cocaina, gestita con spregiudicate modalità imprenditoriali alla luce del sole anche in luoghi della città sensibili e per tale ragione considerati quali aggravanti dal codice penale. Durante le indagini sono stati effettuati numerosi sequestri di stupefacente di vario tipo. Inoltre diversi sono stati gli acquirenti che, monitorati durante l'acquisto, seguiti e trovati in possesso dello stupefacente, non hanno potuto far altro che confermare le ipotesi investigative degli inquirenti. Le investigazioni sulle donne hanno permesso di allargare le indagini su numerosi altri soggetti che collaboravano con loro ed erano loro fornitori. L'indagine parte da un rinvenimento a seguito di un controllo, di informazioni particolarmente utili che ci permettono di risalire alle 2 ragazze e da qui iniziare l'attività investigativa a loro carico che ci permette di individuare numerosissimi fornitori delle ragazze e numerosissimi acquirenti di stupefacenti delle ragazze stesse. Nel corso di un'intercettazione avete ascoltato uno degli indagati parlare di una sostanza che non si usa più a Favara. E qual è allora la sostanza che è in voga a Favara in questo momento? No, praticamente a secondo del periodo, anche della possibilità di reperimento dello stupefacente, c'erano dei periodi differenti di consumo, quindi se per esempio si riusciva a trovare in maniera facile dell'hashish, veniva in qualche maniera venduto in maniera più abbondantemente l'hashish. Per quanto riguarda l'erba, sembrerebbe da una intercettazione che era meno gradita rispetto ad altre sostanze. Ecco, il gruppo faceva aveva una base logistica, dottore, una base logistica chiamata Casuzza in... Sì, diciamo che nel corso dell'indagine è emerso proprio questo, che comunque c'era una struttura che veniva utilizzata come base logistica dalle ragazze. C'è da dire che però comunque non vi erano preclusioni di alcun tipo in merito ai luoghi dello spaccio, perché si spacciava in macchina piuttosto che anche in diversi posti, in diverse zone della cittadina, in maniera, come dicevo poco fa, a tratti sfrontata. Quindi quello che emerge è anche una sfrontatezza degli indagati nel condurre l'attività criminosa. No, definirla una banda sicuramente non è attagliato, si tratta di un gruppo, come dicevamo, con 2 protagoniste principali e una serie di soggetti che a vario titolo, sia possiamo dire a monte che a valle hanno coadiuvato questa attività, però chiamarla un gruppo di persone che in concorso fra loro hanno svolto questa attività di spaccio. Mi sento di confermare questa che peraltro è la qualificazione giuridica che è stata data ai fatti. Come è nata l'inchiesta?
È nata, come diciamo, da uno spunto investigativo quasi casuale, quindi dal ritrovamento di un telefono cellulare e poi da tutto l'approfondimento investigativo che vi è seguito, con attività che, come si diceva, è stata sia tecnica, sia video che diciamo di intercettazioni di conversazioni fondamentalmente, e poi riscontrata costantemente grazie all'attentissima e diciamo specifica attività investigativa che è stata fatta sia con sequestri che con sommare informazioni fondamentalmente. Ma dispaccio anche ai minorenni? Sì, c'è un episodio, un singolo episodio di spaccio ai minorenni, sì. Quando è partita l'indagine, dottoressa? Onestamente, io sono onestamente intervenuta in una fase successiva, quindi l'inizio dell'indagine forse quasi 2 anni fa, sì. Quanti gli episodi di spaccio? Oltre 70, sì, più di 70, sì. Da ordinanza 72. 72 quelli che sono viti nell'ordinanza, notare, Certo. Le piazze di spaccio, cioè i clienti soprattutto poi erano favaresi o... Prevalentemente Favara, come dicevamo, con qualche episodio dislocato nelle altre città della provincia, comunque prevalentemente Favara, sì. C'erano i bar, spacciavano? No, non, diciamo, A casa? molti degli episodi sono stati riscontrati, diciamo, in prossimità di questa della casuzza di cui si sono viste le immagini, ma non è l'unica, ci sono stati degli episodi ad esempio in macchina, insomma, diciamo, lo scenario era variegato. Poi c'è stato l'episodio, come dicevamo, in prossimità di una caserma, che ha quindi configurato l'aggravante specifica prevista dall'articolo 80, e questo fondamentalmente. Coltivava ben 1600 piante di cannabis, e con questa accusa coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per la precisione, che un agricoltore 37enne di Campobello di Licata è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Licata. I poliziotti pare che abbiano fatto un controllo mirato su un appezzamento di terreno con attiguo ovile a Campobello di Licata. Scovata la coltivazione, pare realizzata in più punti dell'appezzamento di terreno, è scattato l'arresto dell'agricoltore. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'indagato è stato posto ai domiciliari. Nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida. 3 giovani sono stati picchiati dal branco per aver preso le difese di un'amica insultata pesantemente da uno dei protagonisti in seguito ad una banale discussione. 3 agrigentini di 27, 28 e 29 anni hanno riportato diversi traumi e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Al primo è stata diagnosticata la frattura del setto nasale e varie contusioni, al secondo la sospetta frattura di una costola, al più giovane un lieve trauma cranico, oltre a riportare un occhio nero. Tutto è avvenuto nel piazzale Cesco Tedesco, proprio di fronte al porticciolo di San Leone ad Agrigento. È successo intorno all'1 di notte. Indagini in corso per risalire agli aggressori. Coronavirus, situazione stabile in provincia di Agrigento, nessun nuovo caso, 4 nuovi contagi in Sicilia. Vediamo. Non ci sono nuovi casi di coronavirus nell'Agrigentino nelle ultime 24 ore, oltre 400, in totale 404, i tamponi eseguiti nella giornata di ieri hanno dato esito negativo. Invariato anche il numero dei guariti, fermo a quota 109, 14 le vittime dall'inizio della pandemia. 3 persone sono attualmente in quarantena obbligatoria, mentre una al San Paolo di Palermo è ricoverata in una struttura sanitaria. Il numero totale dei tamponi eseguiti in provincia di Agrigento è di 10.985. Ieri in Sicilia si sono registrati 4 nuovi casi positivi. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle 15 in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693, più 5.054 rispetto a venerdì 5 giugno, su 140.109 persone. Di queste sono risultate positive 3.452, più 4, mentre attualmente sono ancora contagiate 853 persone, 2.321 sono le persone guarite, 278 le persone decedute. Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 806 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attori positivi nelle varie province: Agrigento 32, Caltanissetta 13, Catania 398, Enna 8, Messina 123, Palermo 254, Ragusa 8, Siracusa nessun caso di positivi al coronavirus, Trapani 17. La presidenza della regione siciliana ha reso noto che il prossimo aggiornamento avverrà domani, mentre raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.
Negativi i tamponi del padre, del fratello, della donna rientrata a Raffadali dalla Lombardia e risultata positiva al Covid-19. Si attende l'esito del tampone della madre. A comunicarlo è il primo cittadino Silvio Cuffaro. Vediamo. L'edizione straordinaria è stata necessaria per informare i cittadini. Ho ricevuto diversissime telefonate per sapere un attimino il risultato dei familiari della nostra concittadina attualmente risultata positiva al Covid-19. Bene, riguardo la situazione dei familiari possiamo tranquillamente dire che coloro che svolgevano vita sociale in mezzo a noi, cioè il padre e il fratello, sono risultati negativi, quindi rassicuro tutti i cittadini che la situazione è sotto controllo. Dovranno ripetere domani di nuovo il tampone alla mamma perché è sempre risultato in modo dubbioso. Comunque la mamma è rientrata con la nostra concittadina attualmente positiva, è stato in uno stato di quarantena, quindi non c'è problema per la collettività. Vi consiglio sempre e vi invito e vi esorto sempre ad avere un comportamento responsabile. Quindi utilizziamo in modo corretto il dispositivo di protezione individuale, cioè la mascherina, e manteniamo sempre la distanza di sicurezza ed è necessario igienizzarsi le mani quando si toccano superfici. Quindi se noi avremo questo comportamento, anche se c'è il virus in mezzo a noi, è difficile che ci venga contagiato. Il capo della protezione civile, responsabile della protezione civile sul Covid, Arcuri, in cui ha detto che è necessario e servirà anche per studi scientifici di andare a vedere chi sono gli asintomatici nel nostro territorio. Esattamente quello che sto facendo io. Ho imposto a tutti coloro che rientrano nel territorio del comune di Raffadali, che hanno qui la residenza, il domicilio, la dimora, di essere sottoposti ad un esame sierologico per vedere se sono stati a contatto con il virus e se eventualmente si riscontrasse un'anomalia sull'IgM. E allora cercherò di fare, così come prevedono i protocolli sanitari, il tampone rinofaringeo. Quindi siamo andati ben oltre, è una cosa che invito tutti gli altri sindaci a fare, perché se il caso che è successo qualche giorno fa a Raffadali, perché è una cittadina che è rientrata nel nostro territorio con la normativa prima di questa attuale, quindi ha fatto 14 giorni di quarantena e poi è stata sottoposta a tampone. Se questa cittadina fosse arrivata nel nostro territorio oggi e quindi si sarebbe messo nella vita sociale essendo una sintomatica, io non so che danno avrebbe fatto in mezzo ai nostri giovani, considerato che purtroppo agiscono con molta superficialità e vedo che molti di loro non utilizzano il dispositivo di protezione individuale come dovrebbero usarlo. Io sono convinto di quello che ho fatto perché ci credo e penso che lo sto facendo, e tutti i cittadini sono d'accordo, lo sto facendo per il bene collettivo. Ed ad essere sotto sorveglianza sanitaria sono anche i migranti che arrivano sulle nostre coste. Carmelo Lentini ne ha parlato con il dottor Franco Micciche, che è anche candidato a sindaco della città dei Templi. Vediamo. Dottore Franco Micciche è sempre in prima linea, più sono gli sbarchi più lavoro c'è nel visitare tutti questi giovani che sbarcano quasi giornalmente nelle coste siciliane. Che situazione trova ogni qualvolta ci sono questi sbarchi? La situazione è, vista l'emergenza Covid, possiamo dirla critica perché naturalmente non c'è più il triage sanitario che si faceva prima. Adesso siamo ben più distanti, ben più guardinghi e molto più attenti rispetto a prima. Naturalmente c'è la problematica dell'isolamento fiduciario che fino al giorno 3 era obbligatorio, poi c'è la problematica dei tamponi, spesso tamponi che si devono fare all'arrivo, tamponi che si facevano dopo i 14 giorni dell'isolamento fiduciario, e comunque una sorveglianza sanitaria molto più attiva e molto più attenta rispetto a prima. Casi difficili, eclatanti ce ne sono stati sinora? Casi difficilissimi no, qualche caso particolare c'è stato, qualche caso che abbiamo attenzionato, qualche caso che abbiamo isolato letteralmente proprio per paura di un eventuale contagio, e poi magari con le analisi sierologiche e con l'analisi anche dei tamponi rinofaringei abbiamo scongiurato. Però capite bene, anche per noi operatori, anche per gli infermieri che
che mi assistono, l'impegno e anche, tra virgolette, la paura di qualche contatto è sempre presente. Ci sono poi quelle che sono clandestine al 100%, cioè che sbarcano direttamente sulle coste, e qualche volta, ecco, la sanità italiana interviene con un po' di ritardo. Ecco, che cosa pensate di fare e che tipo di lavoro andrete ad eseguire? Lì, nel momento in cui noi medici dell'ASP e del Dipartimento di Prevenzione riusciamo a intercettarli, riusciamo a visitare, e siamo molto attenti. Il problema questo però non è un problema nostro, è un problema ben lontano dalla nostra attività come dipendenti ASP, è un problema che va rivolto sicuramente agli organi competenti. Possiamo dire che Agrigento sotto questo punto di vista può stare tranquilla? Sì, assolutamente sì, la sorveglianza sanitaria nostra è massima, i migranti che approdano alle nostre coste e che poi vengono, tra virgolette, ricoverati presso nei centri di accoglienza, personalmente vengono caricati uno per uno sul portale Covid dell'ASP, vengono monitorati 2 volte al giorno per quanto riguarda la temperatura. Infatti alle ore 9 del mattino, alle ore 19 del pomeriggio, le temperature vengono controllate a tutti i migranti che sono ospiti dei centri di accoglienza e poi vengono spedite immediatamente con email al sottoscritto, e che poi quindi attenzionando eventualmente i casi particolari e utilizzando eventuali procedure per evitare gli eventuali contagi. Finora devo dire la verità, la situazione è stata molto tranquilla, la collaborazione anche dei gestori dei centri di accoglienza è massima, riescono a eseguire tutto quello che noi medici dell'ASP imponiamo loro, e le procedure anti-Covid per adesso hanno funzionato bene. La Giunta Musumeci ha depositato all'ARS un disegno di legge concepito dall'assessore all'economia Gaetano Armao per accelerare gli interventi per l'emergenza coronavirus. Prevede pieni poteri al governatore Nello Musumeci in caso di emergenza. I dettagli nel servizio di Lello Casesa. Se l'Assemblea regionale siciliana approverà il disegno di legge preparato dall'assessore all'economia Armao, il governatore solo in caso di emergenza potrà avere per un periodo limitato ad 1 anno, prorogato a 2, pieni poteri, scavalcando comuni ed amministrazioni regionali. Basterà una semplice comunicazione all'ARS dopo l'approvazione per dare pieni poteri al governatore. E questo in sintesi la novità assoluta che consentirà al presidente Musumeci e ai suoi uffici di velocizzare e sburocratizzare tutte le norme in materia. Misure straordinarie dunque per velocizzare e semplificare gli interventi in materia di protezione civile regionale. Il governo ha depositato il disegno di legge per accelerare gli interventi per l'emergenza coronavirus, un testo in 12 articoli presentato come emendamento al disegno di legge sulla digitalizzazione della burocrazia, che recepisce in Sicilia lo sblocca cantieri, dando al governatore la facoltà di nominare commissari per costruire le infrastrutture ritenute prioritarie, dimezzando i tempi per il silenzio assenso su autorizzazioni e licenze. Il Presidente della Regione inoltre avrà la possibilità di scavalcare le altre istituzioni sugli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di emergenza regionale, compresi interventi infrastrutturali, riqualificazione e messa in sicurezza di interventi ritenuti strategici. La norma prevede inoltre una sforbiciata annuale alle leggi, proponendo la cancellazione di quelle ritenute inutili, nel segno, ci auguriamo, della semplificazione. Riapertura dei negozi dopo il lockdown. Il primo resoconto non è affatto incoraggiante. Gli affari infatti non vanno per niente bene e c'è chi pensa a chiudere bottega. A tracciare un quadro a tinte fosche il presidente di Confesercenti Vittorio Messina. C'è chi in questo lasso di tempo non ha riaperto, ha deciso di farlo solo per mezza giornata, spiega. La situazione più grave riguarda certamente bar e ristoranti che, come dicevo, hanno in alcuni casi deciso anche di rinviare la riapertura nella speranza che vi sia un maggior numero di acquirenti più in avanti. Qualcosa in più si è registrata nel comparto dell'abbigliamento, piccoli segnali che però anche in questo caso non forniscono un effettivo riscontro per i commercianti. In sintesi, quanto si vende non riesce a garantire un riscontro che giustifichi le spese connesse a restare aperti. Gli alberghi invece hanno in larga parte deciso di non riaprire.
stante la quasi totalità assenza di turisti in città. Molti tenteranno di tornare al lavoro solo a luglio, ma si tratta anche in questo caso di un esperimento. La realizzazione degli stalli per l'area mercatale del venerdì di Agrigento ieri pomeriggio a Piazzale Ugo La Malfa ha fatto scoppiare il caos, a scontrarsi un gruppo di commercianti ambulanti che a quanto pare non concordavano sulle nuove location. I punti dove dovevano essere piazzate le bancarelle risultano essere decisamente distanziati in ossequio alle misure di prevenzione del rischio contagio da Covid-19, ma a quanto pare quelle nuove location non sono risultate essere gradite, così mentre alcuni operai lavoravano alla realizzazione delle strisce per contrassegnare gli stalli, la polizia municipale sovrintendeva ed è scoppiata una baruffa. Sono accorse più pattuglie della polizia che, oltre a riportare la calma, hanno invitato i presenti a formalizzare querela di parte. Genio civile di Agrigento, programmate una serie di opere pubbliche. Il nostro direttore Arturo Cantella. La messa in sicurezza e la valorizzazione degli ipogei dell'Acquamara, del Purgatorio, i lavori di riparazione dei danni causati dalle mareggiate invernali al porticciolo di San Leone, il restauro della Villa Genuardi, 18 interventi di pulizia su altrettanti alvei fluviali, i lavori di ripristino delle condotte fognarie tra le contrade di San Calogero e Isabella di Sciacca, la ristrutturazione di una serie di edifici demaniali, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale di 100 km di strade provinciali, il monitoraggio sull'efficienza strutturale di 156 ponti ricadenti sulla rete stradale provinciale. Sono questi, insieme a tanti altri principali lavori inseriti dal Genio Civile di Agrigento nella programmazione triennale 2020-2022 delle opere pubbliche della Regione Siciliana. La programmazione, afferma l'Amendola, a seguito di un accordo di programma tra il libero consorzio dei comuni agrigentini e l'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità, potrebbe presto arricchirsi anche dei lavori di ammodernamento della strada Maremonti, un'importante arteria di collegamento alla viabilità regionale dei comuni ricadenti nella fascia centrale dei Monti Sicani della provincia, in particolare di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Lucasicola, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula. La programmazione triennale prevista dal Genio Civile per la provincia di Agrigento, diretta dall'architetto Rino Lamendola, impegnerebbe risorse regionali, statali e comunitarie per un importo complessivo di 110 milioni di euro e per la prima volta, conclude il capo del Genio Civile Rino Lamendola, il Genio Civile stesso contribuisce alla programmazione della Regione, inserendo una serie di lavori strategici per la provincia di Agrigento da realizzare con le risorse che saranno stanziate dal governo Musumeci, attingendo anche a fondi comunitari e statali. I lavori di completamento del ponte Petrusa, che tornerà a collegare Agrigento a Favara, adesso vanno avanti a ritmo serrato. Dalla ripresa dei lavori, dopo la nostra lettera alle autorità preposte, i lavori finalmente sembrano andare verso il verso giusto. A scriverlo in una nota stampa l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa. Speriamo a questo punto, aggiunge, che a breve venga indicata una data di consegna dei lavori e dell'apertura dell'importante opera che ridarebbe finalmente giustizia a moltissimi residenti della zona e riporterebbe la serenità lavorativa a quanti si recano all'istituto penitenziario di Lorenzo, che per certi periodi è stato assolutamente isolato. Hanno preso il via i lavori di sistemazione del manto stradale sul lungomare Falcone Borsellino a San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'impresa ha iniziato con la scarificazione stradale lato mare, per cui il traffico è interdetto. L'inizio dei lavori, che era previsto nella prima quindicina di aprile, ha subito ritardi per via del lockdown. Oltre all'eliminazione degli avvallamenti verrà posato un conglomerato bituminoso fotocatalitico. Si tratta di un materiale particolare capace di abbattere la concentrazione degli inquinanti atmosferici provenienti dai gas di scarico delle auto. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 170.000 euro. Si tratta di fondi ministeriali. I lavori verranno ultimati in tempi molto brevi.
Qualcosa si muove nella vertenza avviata nel 2014 sul fronte dell'Italcementi di Porto Empedocle. Italcementi ha depositato in Consiglio Comunale il progetto di risanamento ambientale di una delle cave in precedenza utilizzata per attività estrattiva, una battaglia che CGIL e Cisle Will si sono intestate e che riguarda l'avvio di una nuova attività lavorativa in una delle cave ex Italcementi a Porto Empedocle. Il progetto prevede il riempimento della cava attraverso l'utilizzo di materiale inerte provenienti da scarti di demolizione scarificazione. In un primo momento verranno utilizzati 4 posti di lavoro che comunque si auspica possano aumentare nel tempo. All'istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo nei giorni scorsi è stato colto in flagranza di reato un detenuto che tentava di introdurre all'interno della struttura detentiva un telefono cellulare. Il personale della polizia penitenziaria, sotto il coordinamento del commissario capo Giuseppe Rizzo, ha trovato tramite perquisizione il telefono occultato all'interno di una scarpa. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A pochi giorni dalla riapertura ufficiale dopo il lockdown dell'aeroporto di Trapani Birgi, la compagnia aerea Alitalia ha comunicato di cancellare da luglio le proprie rotte quotidiane da Trapani Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate, nonostante i biglietti già venduti. C'è il servizio. Un abbandono che dà uno scossone che di sicuro si sente e si sentirà. Una vicenda che preoccupa tutti, specialmente perché il piano di rilancio dello scalo aeroportuale trapanese potrebbe si concludere qui e non, come nella stragrande maggioranza dei film, con un finale positivo. La prima reazione è stata quella di Airges, la società presieduta da Salvatore Ombra che gestisce l'aeroporto trapanese, fortemente preoccupata per la decisione di Alitalia, oltretutto a pochi giorni dalla riapertura dopo il lockdown da coronavirus. Una decisione improvvisa e unilaterale che fanno decadere da luglio le rotte quotidiane da Trapani Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate, nonostante biglietti già venduti. E inoltre Alitalia ad oggi non ha mai firmato il contratto con il comune di Marsale, che le avrebbe garantito in modo rapido e diretto oltre 600.000 euro grazie alla legge regionale 24/2016. La decisione sarebbe da ricollegare al guadagno che secondo la compagnia aerea non c'è. Le reazioni sono state molteplici anche nel campo politico, sindacale e datoriale. Dal campo politico si esprime preoccupazione per l'abbandono della compagnia aerea e per il futuro dello scalo, che risulterebbe notevolmente danneggiato da questa scelta, perché è un contraccolpo per l'economia del territorio, che si vedrebbe togliere ulteriormente uno strumento atto a valorizzare le risorse presenti nel Trapanesi, legate principalmente al turismo. Economia già provata dalla crisi economica e dall'ulteriore battuta d'arresto a causa della pandemia, quindi si può ben comprendere come questo evento, legato allo scalo trapanese, abbia scatenato un dibattito acceso e smosso un po' tutti. Ad esprimersi preoccupato è il presidente della regione Nello Musumeci, che ha dichiarato: «È l'ennesimo schiaffo che si aggiunge a tariffe per lo più inaccessibili, ai voli ancora ridotti in tutti gli scali siciliani, che stanno rendendo impossibile raggiungere l'isola e partire. Si tratta di un atteggiamento che nel pieno della più grave crisi economica della nostra comunità assume profili di seria irresponsabilità, di cui chiediamo conto innanzitutto al management e al governo nazionale. I trasporti aerei sono andati fuori controllo e il grido d'allarme delle compagnie low cost è drammatico. Tutto questo sta indebolendo la nostra ripresa e rendendo più difficile la vita dei siciliani. Mi aspetto una presa di posizione del presidente Giuseppe Conte nei confronti di Alitalia, che dal governo centrale sta attendendo aiuto oltre ogni legittima misura. In caso contrario, ma conosco la sensibilità del Premier, la Sicilia darà vita a proteste clamorose. Quindi una forte preoccupazione espressa da più parti, perché a rischio le finanze di tante famiglie e imprese. Infatti i sindacati, di concerto con Sicindustria, si sono subito mobilitati per dire no all'abbandono di Alitalia e oltretutto sottolineando che la compagnia aerea deve allo Stato la sua sopravvivenza. E infine invitano la politica a non restare immobile. Le istituzioni locali e regionali facciano fronte comune per chiedere al governo nazionale di intervenire chiedendo all'Italia un passo indietro. Siamo pronti anche noi a manifestare insieme a tutte le realtà del territorio per salvare lo scalo di Birgi e con questo preservare il futuro del nostro sistema economico, già messo seriamente a rischio dal recente lockdown che ha aggravato la crisi. Riparte il collegamento aereo trisettimanale tra Olbia e Catania. A garantire il servizio sarà sempre la compagnia aerea DAT Voli di Sicilia. I voli
si terranno a partire dal prossimo 2 luglio, il giovedì, il venerdì e la domenica, con una tariffa di lancio a partire da 55 euro tutto incluso. Il nostro investimento in Italia, ha dichiarato l'ingegnere Luigi Vallero, direttore generale della DAT Voli di Sicilia, è importante perché l'operazione coinvolge fino a 4 aeroporti ATR 72 che operano più di 6.100 voli all'anno, trasportando circa 300.000 passeggeri. La nostra volontà è di ripartire con la dovuta sicurezza per crescere nei prossimi anni nel mercato italiano. Ecco perché riproponiamo questo collegamento stagionale in esclusiva tra le città di Olbia e Catania, con una frequenza in più, il giovedì. La Sardegna e la Sicilia quest'estate avranno un collegamento in più e questo rafforza la nostra presenza sul territorio e garantisce lo sviluppo del nostro network. Gli ottimi rapporti con gli agenti di viaggio e i tour operator locali, a cui garantiamo tariffe aeree particolarmente vantaggiose, sono motivo di forte ottimismo per l'andamento delle vendite, nonostante la stagione turistica 2020 si presenti critica. DAT AS è una compagnia aerea danese, fondata nel 1989 e oggi trasporta oltre 1 milione di passeggeri l'anno, con una flotta composta da oltre 20 aerei. È uno dei più grandi operatori europei dell'affidabile biturboelica italo-francese ATR 4272. Dal 1 luglio 2018 la compagnia opera in Italia con il marchio DAT Voli di Sicilia, in qualità di assegnataria della continuità territoriale sui collegamenti tra le isole minori di Lampedusa, Pantelleria, Catania, Palermo e Trapani. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.flydat.it. La provincia di Agrigento ha concluso il contratto di affidamento dell'appalto per la manutenzione ordinaria degli immobili scolastici di pertinenza a favore dell'impresa Ciselt Group di Mascalucia in provincia di Catania, che si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 20,61%. Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della provincia di Agrigento. Saranno eseguiti gli indispensabili interventi di manutenzione e pronto intervento secondo le necessità o le emergenze negli oltre 50 immobili scolastici di competenza della provincia di Agrigento. I lavori dovranno essere effettuati nell'arco di 365 giorni consecutivi contigui alla data di consegna. Prosegue l'attività di sanificazione condotta dall'Esercito con i reparti della Brigata Meccanizzata Aosta a supporto delle istituzioni scolastiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19 alla vigilia degli esami di Stato. Nei giorni scorsi i nuclei disinfettori del 5° Reggimento Fanteria Aosta hanno sanificato diversi istituti scolastici dislocati nella città di Messina. In particolare, presso il liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane a indirizzo economico-sociale Felice Bisazza, i militari della Brigata Siciliana hanno eseguito un'accurata bonifica del plesso situato nella zona nord della città dello Stretto. Contestualmente, un altro nucleo di disinfettori ha provveduto a sanificare l'istituto Francesco Maurolico, fondato nel 1861. Risulta essere la scuola più antica del messinese. Nella circostanza, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e di particolari apparecchiature, gli specialisti dell'Esercito hanno eseguito tutte le operazioni volte a eliminare qualsiasi batterio o agente contaminante, rendendo l'aria trattata sicura. Il personale della Brigata Aosta ha sanificato inoltre l'Istituto di Istruzione Superiore Verona Trento, punto di riferimento professionale e culturale per Messina, che rappresenta una delle strutture scolastiche più all'avanguardia dell'intero territorio, e il comprensorio Majorana Marconi, facente parte del medesimo istituto, mentre un altro nucleo disinfettori ha svolto le medesime operazioni presso il liceo Emilio Ainis, all'Istituto Comprensivo San Francesco di Paola e dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonello. È stata ultimata anche la sanificazione del liceo scientifico e linguistico Archimede e presso le aule, gli uffici e le pertinenze dell'Istituto Tecnico Economico intitolato al matematico e astronomo messinese Antonio Maria Iaci, divenuto per i suoi meriti scientifici socio della celebre Accademia di Londra. Le operazioni di sanificazione dei plessi scolastici proseguiranno nei prossimi giorni anche al di fuori del comprensorio comunale. Più di 40.000 presenze registrate nei musei e nei luoghi d'arte della Sicilia, riaperti gratuitamente al pubblico attraverso la campagna La cultura riparte dal 30 maggio al 7 giugno scorso. Anche la Valle dei Templi ha ripreso ad accogliere turisti a pieno ritmo ed in sicurezza. Ci sono i servizi.
Oltre 40.000 visite in 7 giorni nei musei e luoghi d'arte siciliani, come afferma il neoassessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, che dichiara: "Sono pienamente soddisfatto e orgoglioso di aver contribuito, grazie alla collaborazione dei direttori dei parchi e dei musei, alla ripartenza della nostra isola dopo il traumatico blocco determinato dalle misure di contenimento della diffusione del Covid. Ricominciare dalla bellezza e dalla cultura", continua Samonà, "è stato il modo mio e del governo Musumeci per ringraziare i siciliani del grande senso di responsabilità e fiducia con cui hanno risposto alle difficili condizioni imposte nei giorni del blocco totale con "Io resto a casa" per allentare i tempi del contagio. Migliaia di visitatori tra sabato 30 maggio e domenica 7 giugno si sono recati nei parchi, nei musei e nei luoghi di cultura della Sicilia, che da subito si sono adeguati alle prescrizioni di sanificazione e si sono dimostrati pronti alla riapertura al pubblico. Un risultato eccezionale, commenta l'assessore Samonà, che pone la Sicilia all'avanguardia nel panorama nazionale per la visione di fruizione sociale del patrimonio culturale. Prima in Italia, infatti, la nostra regione ha riaperto gratuitamente i luoghi della cultura, offrendo ai siciliani la possibilità di affrontare la ripartenza attraverso un gesto di riappropriazione ideale della propria memoria storica. Sono 22 i primi siti riaperti, a cui se ne sono aggiunti altri 6 a partire da mercoledì 3 giugno. Il numero è in aumento grazie alle opere di sanificazione in corso. I risultati raggiunti sono stati resi possibili grazie al progetto La Cultura Riparte tramite l'app Uline, un sistema di prenotazione online messo gratuitamente a disposizione della regione siciliana da un'azienda che ha sponsorizzato l'iniziativa. Tale sistema ha permesso di programmare le visite nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, evitando code e assembramenti ai botteghini. I siti che hanno registrato il maggior numero di presenze sono il Teatro Antico di Taormina con ben 8.904 visitatori, l'area archeologica della Neapolis a Siracusa con 5.358 persone, l'area archeologica di Selinunte con 5.335 visite e la Valle dei Templi di Agrigento con 3.857 ingressi. Record per il parco archeologico Naxos, il più visitato in Sicilia, con i suoi 12.660 visitatori nei 3 siti di Taormina, Isola Bella e Naxos tra il 30 maggio e il 7 giugno. Nella sola giornata di domenica 7 giugno i visitatori sono stati 3.168, rispettivamente 2.387 a Taormina, 553 a Naxos e 228 a Isola Bella. La cultura riparte nell'Agrigentino. Da ieri, dopo la settimana con ingresso gratuito, è infatti possibile visitare il parco archeologico della Valle dei Templi con 3 diverse tipologie di percorsi e regole da rispettare, ma con la stessa magnificenza che risiede nella sua eterna bellezza. Tutti i giorni, apertura dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15, ultimo accesso alle 19 per chiudere alle 20. I ticket preacquistabili online al sito della Valle. Queste le disposizioni per l'ingresso: accesso contingentato, controllo della temperatura corporea che, se dovesse risultare superiore ai 37 gradi e mezzo, non consentirà l'accesso al visitatore. La direzione del parco e Coop Cultura, il gestore dei servizi, ricordano inoltre ai visitatori di portare la mascherina durante la fila per l'ingresso e durante tutto il periodo della visita. Non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei 6 anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Rispettare la distanza di 1,5 metri tra i visitatori. Ci saranno inoltre percorsi consigliati ai fini della sicurezza post-Covid e del distanziamento sociale. Ecco i percorsi: la passeggiata archeologica della Valle dei Templi, un percorso completo, entrata dalla biglietteria di Giunone, si percorre l'intera via Sacra sino all'uscita della biglietteria Porta Quinta, poi la via Sacra, percorso ridotto con entrata dalla biglietteria di Giunone, si percorre la via Sacra sino al Tempio di Concordia, si torna indietro verso l'uscita biglietteria di Giunone. Durante la settimana con ingresso gratuito alla Valle sono stati circa 3.000 i visitatori che sono tornati ad ammirare la Valle a gruppi contingentati di 25 persone. Oltre ai templi, i visitatori potranno riscoprire le imponenti macchine edili dell'esposizione a cielo aperto Costruire per gli Dei, organizzata da Mondo Mostre, che è stata prorogata fino al 31 dicembre. Per evitare code agli ingressi, spiega la direzione del parco, è obbligatorio prenotare verificando la disponibilità nel giorno e nella fascia oraria prescelta. Il codice di prenotazione ricevuto andrà esibito all'ingresso.
Sicuramente la Regione Siciliana, il Presidente, il nuovo assessore Samonà hanno voluto dare un segno con questa riapertura dal 30 maggio e con l'ingresso gratuito. Riprendiamo con il turismo di prossimità, siamo in attesa di vedere come andrà, come i turisti, le famiglie, i residenti si muoveranno, ma noi siamo qua, siamo già pronti. Ingressi contingentati secondo le ore della giornata. Devo ringraziare veramente la Forestale, la provincia e anche le nostre forze del parco di Segesta, che ci hanno dato la possibilità proprio di lavorare subito e per tempo per mettere in sicurezza. Non sono cose dell'ultimo momento, però i 2 progetti che erano stati previsti per le nuove viabilità sono già esecutivi. Uno già è, sono in corso i lavori, percorso pedonale lungo tutta l'Acropoli Sud, significa della zona dove c'è l'abitato ellenistico romano e dove già è stata rimessa in luce la casa del Navarca, da cui provengono le mensole a forma di prua di nave con il rostro. Questo pianoro è stato già oggetto di indagini strumentali per documentare la presenza degli altri insediamenti abitativi e presto ricominceranno gli scavi. La cosa importante è che i turisti possono vederli questi scavi e quindi come prima cosa, prima di iniziare la campagna di ricerca archeologica, mi è sembrato più opportuno pensare alla possibilità che i turisti possano fare questo percorso, intanto bellissimo perché guarda verso sud, quindi guarda verso Calatafimi, verso Pianto Romano e sopra il costone che guarda il santuario di Contradamango. L'altro che è stato già appaltato è il percorso del Vallone della Fusa, che è la cosa più magnifica che esiste a Segesta. Queste sono delle offerte nuove dalla zona del piazzale, del bar, del posto di ristoro, si scende fino, costeggiando tutto il percorso del fiume, si scende fino proprio al ponte, tutto l'arco della collina del Tempio. Piccole cose, però arricchiamo anche i percorsi di visita e poi continuiamo con la valorizzazione, con i pannelli, con l'app che stiamo già realizzando sul sito e che metteremo anche così i telefonini, le persone si possono collegare. Infatti la prenotazione già funziona così e questo è stato un progetto dell'assessorato regionale beni culturali. Quindi se posso ben cogliere, nonostante le limitazioni, le restrizioni dettate dall'emergenza del coronavirus, il parco è in piena vitalità. Assolutamente sì, ma ci sono ancora milioni di cose da fare, i restauri, adesso partiranno anche i lavori di restauro al Tempio, penso a fine estate. Lavoriamo soprattutto per tenere su l'economia, anche la piccola economia che possiamo fare, ma è sempre una cosa positiva per l'economia del territorio. Scade il prossimo 29 giugno il termine per partecipare al bando del GAL Sicilia Centro Meridionale che permette di ottenere finanziamenti per investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole e sostegno per la creazione e lo sviluppo di imprese extraagricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi, dell'innovazione tecnologica. Così annuncia l'amministratore delegato del GAL Sicilia Centro Meridionale Rosario Marchese Aragona. Al GAL, ovvero gruppo di azione locale, hanno aderito 13 comuni della provincia di Agrigento. Il bando ha come obiettivo il supporto ad investimenti per attività di bed and breakfast, servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l'integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale per la fruizione delle aree naturali quali Natura 2000, parchi o riserve. La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 700.000 euro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.